Vedete, c'è chi ha detto non sarà Dio a chiedere giustizia all'uomo, sarà l'uomo a chiedere giustizia a Dio. Certo, va da sé, non è niente fare il male, perché uno dice ma vabbè mi piace questa cosa, però poi siccome Dio è misericordioso che ci vuole? Io faccio quello che mi pare e poi all'ultimo che faccio? Mi metto lì e zaccate, mi converto. Me la passo bene tutta la vita, faccio quello che mi pare e poi all'ultimo faccio una bella confessione generale e zaccate. E il paradiso. Wow. Allora, ci sono almeno due problemi in questa cosa qui. Primo, non è vero per niente che se tu vai a 180 all'ora a 5 metri dalla curva freni. Se sei abituato a vivere in una certa maniera, non è vero che cambi assetto all'ultimo istante. Sei abituato e non te renderai conto che è il momento di convertirti, anche perché non te lo mandano prima per lettera. E c'è una sapienza nella nostra vita, e Dio non è padre solamente tuo, ma anche di quelli a cui hai fatto del male. Logicamente c'è qualcosa di profondamente nobile e inequivocabilmente importante in ogni creatura umana. Quindi Dio non è che gli ammazzi un figlio e questo è niente, ma Dio vuole bene anche a te, parimenti, e magari i tuoi peccati, e tenterà di salvarti, ma il problema sarai tu che non ti salverai, perché non è che tutta la vita hai mangiato sterco e tutto a un tratto mangi riso in bianco, mangi ancora sterco fino all'ultimo momento. E questo mi porta al secondo argomento. La storia sarebbe: mi diverto tutta la vita e poi alla fine mi converto, come se fare porcherie sia divertirsi. Allora falle. Credete veramente che il peccato è una cosa bella ma vietata? Fatelo. Forse. Io per conto mio non sono cristiano perché ho paura, sono cristiano perché sono stato amato. Io non faccio la volontà di Dio perché ho paura di trasgredire un codice, perché so che Dio è più buono di tutti i peccati che posso fare. Io, per come posso, con l'aiuto e la grazia di Dio, tanto debolmente e tanto discontinuamente, tutta un'altra cosa rispetto a vivere una vita impastata di menzogna. Volete divertirvi? Divertitevi. Il figlio prodigo pensa che la vita è divertirsi. Vai. Poi un giorno scopri che quello vuol dire pascolare porci. E essere abbandonati pure dal peccato, nessuno gliene dà, perché così fa il peccato, ti illude e poi ti abbandona, ti lascia lì, povero, depauperato, spogliato. Credete veramente che che il problema è che ci stanno delle cose che però non si possono fare, mannaggia, falle e portano il peso. Credete che la Chiesa dica non si può abortire perché un codice dice no, dai, abortisci, vediamo come stai. Tutta la vita ce la fai conti, a meno che non spegni la coscienza e diventi un pezzo di ghiaccio, dentro c'è un iceberg. E così succede a alcune donne che devono sopravvivere così, e alcuni uomini devono sopravvivere così, con la coscienza spenta, con l'io spezzato, insensibile, come un posto dove non c'è più nervi. Hanno spento la propria coscienza. È bello? Ti diverte? Fallo. Ma che crede che abbiamo paura del peccato noi cristiani? Volete peccare? Peccate. Solamente che soffrirete. Vuoi fare quello che ti pare a te? Non vuoi fare la volontà di Dio? Ti sembra un discorso da preti quello che ti sto facendo? Benissimo, fa come ti pare. Qui il problema non è stare dentro un codice o non starci, qui il problema è il cielo. Vivere una vita bella, vivere qualcosa che sa di eternità. State vivendo il cielo?
Dio è nostro Padre, avere per Signore il Signore Gesù Cristo, vivere secondo le opere virginali della grazia, che sono opere di Dio in te. E come Cristo nasce nel grembo di Maria Vergine, così Dio continua a operare con tutti noi, così, per la sua potenza, e credere al suo amore che si è manifestato sulla croce, e seguirlo nel viaggio verso il Padre, verso il cielo, nella risurrezione e quindi verso il cielo. Questo è vivere bene, questo è bello. Tu pensa che ti sposi un uomo così, pensa che ti sposi un uomo che cammina verso il cielo, che donna felice che sarai. Quante volte sceglierà di amarti? Quante volte si schioderà dal suo egoismo e saprà amarti senza chiederti niente in cambio? Pensa che tu generi dei bimbi, dei cuccioli, e li cresci come uomini e donne del cielo. Gli insegni a credere al bene e a sentirsi sempre amati, a credere alla misericordia, a avere un cuore che batte di misericordia. Preparatevi, sapete? Dovete crescere dei bambini così, dei bambini pieni di luce, che divengano dei ragazzi col cuore convinto d'amore, gente che pensa che la vita è bella e che morire sarà passare al cielo, perché non ne hanno paura. Vi dovete addestrare. Forse arriviamo pure già troppo tardi, vi siete abituati a credere alla terra, a credere alla cenere, a credere alla morte. Guardate com'è il cammino della Pasqua. Si parte dal mercoledì delle ceneri per arrivare alla domenica della risurrezione. Sapete com'è il cammino dell'uomo? Se parte dal giorno della nascita per arrivare alla cenere. Noi partiamo dalla cenere per arrivare alla vita. Che cosa straordinaria. Allora, noi diciamo venga il tuo regno. Che venga. Ditelo veramente di cuore stasera. Venga, vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Vieni Signore. Fa che io sia giudicato solo da te. E giudicami e liberami dalle mie menzogne e non permettere che io viva una vita stupida e non permettere che io sprechi la mia esistenza.